Un interessante convegno oggi qui organizzato dal vostro ordine. Ci sarà in collegamento il Ministro Salvini, stiamo vedendo partner qualificatissimi. Ecco, cosa si ci aspetta da questo convegno, Presidente? La Sicilia porta l'Europa nel Mediterraneo, è un tema che abbiamo voluto porre all'interesse del territorio in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, e per questo abbiamo avuto accanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in testa il Presidente Mimmo Perrini, la Consulta Regionale degli Ingegneri con il suo Presidente Fabio Corbo e assieme alla Fondazione dell'Ordine della Provincia di Agrigento degli Ingegneri Mimmo Armenio. Quindi noi come ente promotore abbiamo voluto porre al centro dell'attenzione il tema delle infrastrutture che da tempo è cavallo di battaglia per pertinenza anche dal punto di vista di tematica che riguarda noi ingegneri. Lo abbiamo fatto già nel 2021 in questo stesso posto assieme alla rete delle professioni tecniche, ponendo l'attenzione e stigmatizzando il fatto che non ci fossero stati assegnati fondi sufficienti, anzi addirittura erano nulli, nel PNRR per le infrastrutture in provincia di Agrigento. Siamo tornati alla carica in questa occasione importante, questa volta lo facciamo con i principali protagonisti pubblici degli enti pubblici che si occupano di mobilità nel territorio regionale e nazionale. Quindi è un'occasione ghiotta per fare il punto della situazione in ordine alla progettazione in atto, allo stato di fatto e dell'arte delle opere in attuazione, in lavorazione, e soprattutto anche comprendere quello che è la programmazione, perché il tema che abbiamo voluto porre a livello nazionale è quello del ponte sullo Stretto di Messina, ponte sullo Stretto di Messina su cui noi ingegneri a livello nazionale siamo da sempre convinti che farà da traino alle altre infrastrutture. Noi non abbiamo mai voluto pensare, perché evidentemente non è così, i dati lo dimostrano e lo faranno anche i dati economici che ci mostrerà il professor Amenta, si dimostrerà che il ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un'occasione di richiamo, di indotto per le altre infrastrutture. Il ponte sullo Stretto di Messina siamo convinti che porterà altre infrastrutture, e d'altronde è ovvio anche noi ingegneri, noi tecnici sappiamo bene che per esempio non ci può essere l'alta velocità senza il ponte sullo Stretto di Messina. Lo facciamo perché siamo convinti che anche le ferrovie e il gommato, quindi le strade e le autostrade, subiranno un effetto ovviamente di traino dal ponte sullo Stretto di Messina, e quindi dalle grandi opere in programmazione nei prossimi anni a quelle a medio termine come le strade, le ferrovie e i porti, e perché no parlare anche del futuro aeroporto di Agrigento, su cui il territorio di questa parte della provincia conta molto per avere una risposta immediata in questo anno di Agrigento Capitale della Cultura, anche perché sappiamo che rispetto alle grandi opere costa molto meno, e quindi è un modo per ricevere un segnale di vicinanza rispetto a questa terra che da anni è stata dimenticata dagli amministratori che si sono succeduti nel tempo. Un convegno fondamentale, soprattutto in un momento particolare che stiamo vivendo, in cui c'è questo tema relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto, e c'è un problema più grosso che riguarda le infrastrutture della Sicilia, che non sono purtroppo, come in molte parti del meridione, degne di un paese come l'Italia, per cui questa zona poi, che è caratterizzata da un richiamo turistico straordinario con delle opere meravigliose, ha bisogno di collegamenti. È chiaro che se non ci sono i collegamenti diventa difficile consentire di utilizzare questo ben di Dio a tutta la popolazione. Quindi il tema che trattiamo oggi è un tema relativo allo sviluppo di questa zona, per la quale io credo che si dovrebbe anche pensare a un aeroporto, perché il collegamento, oltre che essere un collegamento stradale e ferroviario, il collegamento per via aerea oggi è fondamentale. Sì, oggi è una giornata importantissima perché riportiamo l'attenzione sulle infrastrutture e sul livello infrastrutturale della nostra isola. Come è noto, il livello infrastrutturale è al di sopra della media nazionale, così come il prodotto interno lordo. Questi due aspetti vanno a braccetto, per cui riuscire a sviluppare le infrastrutture in Sicilia vorrà dire dare una possibilità concreta alla nostra isola. Oggi si sta facendo tantissimo per la rete ferroviaria finalmente, ma senza un collegamento stabile con il resto dell'Italia sostanzialmente questa innovazione trasportistica nostra sarà cortocircuitata nell'isola. Pertanto il ponte rappresenta l'unica vera e concreta possibilità per la nostra regione. C'è un progetto sulle
aeroporto ad Agrigento pure. Assolutamente riteniamo che sia una scelta più che valida che il governo dovrà fare, perché per dare sviluppo a questo territorio che avrebbe comunque una vocazione anche turistica sarebbe essenziale avere un aeroporto. In ogni caso la nostra isola anche da questo punto di vista, pur essendo il principale mezzo di trasporto attuale, si trova in una situazione sempre critica, perché abbiamo l'aeroporto di Palermo, l'aeroporto di Catania e poi Trapani e Comiso. Sarebbe assolutamente naturale che ci fosse un aeroporto per ogni provincia, pertanto va da sé che l'aeroporto di Agrigento va fatto. Sarà un intervento del ministro Matteo Salvini? Confidiamo che ci diano buone notizie sia per quanto riguarda l'aeroporto e anche sul ponte dello Stretto. Sindaco, presente oggi a questa interessante iniziativa, ecco, cosa ci aspetta da questo convegno dell'Ordine degli Ingegneri? Sì, io sono lusingato perché a Agrigento c'è un evento del genere. Gli organi di ingegneri sono sempre stati attenti al territorio agrigentino, parlo naturalmente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, però vedo che anche a livello regionale e nazionale c'è un interesse, un grande interesse da quando naturalmente Agrigento è diventata la capitale della cultura. Io ho presentato a Roma Agrigento come una città che ha bisogno di tanti servizi, ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di un qualcosa che la faccia diventare più europea, e l'Ordine degli Ingegneri è accanto a noi, quindi penso che è da valorizzare questo evento, è un fiore all'occhiello. Più di 70 ordini nazionali oggi si trovano ad Agrigento, quindi capite bene, gli organi penso che sono un centinaio o qualcosa in più, avere 70 ordini degli ingegneri qui a Agrigento che per poter visitare in 2 o 3 giorni il nostro territorio penso che sia qualcosa di grande. Ci aspetta qualche buona notizia per l'aeroporto? Ma io lo spero perché una delle infrastrutture che noi auspichiamo possa realizzare a Agrigento è proprio l'aeroporto. Capite bene le distanze con gli altri aeroporti della Sicilia quali sono, tutti siamo in una situazione di grave disagio, specialmente per la nostra economia principale che è il turismo, quindi mi aspetto buone risposte. Come valuta questa iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri qui di Agrigento? Beh, è un'iniziativa sicuramente importante, ripeto, è un momento di confronto, ci permette oggi di parlarci, di incontrarci anche tra le varie società che gestiscono infrastrutture. Io sono qui come Stretto di Messina, ci sono i colleghi di ANAS, ci sono i colleghi di Rete Ferroviaria Italiana, sappiamo che le infrastrutture funzionano perché sono come un puzzle, ognuno lavora sul proprio ambito, ma poi servono tutte per migliorare la mobilità del territorio. Ecco, che notizie ci dà sul ponte, sul progetto e su una sua probabile realizzazione, i tempi? No, sulla più che probabile realizzazione, sulla realizzazione. Stiamo andando avanti secondo il programma, l'iter autorizzativo ormai è arrivato quasi a conclusione, possiamo dire di essere all'ultimo miglio, stiamo completando la documentazione per portare l'informativa alla Commissione europea per il completamento della procedura di valutazione di incidenza ambientale, e nell'arco di qualche settimana quindi potremo completarla e poi successivamente andare al CIPES. La gente si chiede quanto tempo occorre per un'eventuale realizzazione. La realizzazione attualmente prevediamo di poter completare i lavori entro il 2032. Il 2032 sarà l'anno di completamento del ponte. Parliamo di questa iniziativa, come la valuta? È un'ottima occasione per confrontarci con gli altri soggetti istituzionali che intervengono nel potenziamento del sistema infrastrutturale non solo della provincia di Agrigento ma dell'intera Sicilia. ANAS sta giocando un ruolo da protagonista perché abbiamo un piano di investimenti poderoso sia in termini di riqualificazione della vecchia rete stradale di nostra competenza, sia in termini di nuove arterie che vanno a sviluppare la maglia esistente. Per la nostra provincia, una provincia purtroppo in grandissime difficoltà per i collegamenti, vediamo ancora l'Agrigento-Palermo, anche l'Agrigento-Caltanissette, ecco, cosa state facendo anche per la viabilità interna? Allora, intanto sulla direttrice Agrigento-Palermo abbiamo completato e aperto al traffico i circa 10 km a doppia carreggiata, 4 corsie che erano oggetto di rallentamenti e sono stati oramai finiti. Stiamo anche completando gli altri 20 km in adeguamento in sede. In direzione invece autostrada 19 Catania abbiamo in corso di ultimazione e finiremo certamente entro quest'estate i lavori sulla 640, per cui tutti
tutto il percorso da Agrigento fino all'autostrada 19, svincolo di Caltanissetta, sarà completamente ultimato con tutte le 4 corsie date all'utenza. Sulla Siracusa-Gela mi riferisco anche al collegamento con l'aeroporto di Conso. La Siracusa-Gela è competenza del CAS e non di ANAS il completamento dei lotti in esecuzione. Per quanto ci riguarda abbiamo appaltato i lavori di adeguamento della 115 Vittoria Comiso, sono oramai in fase di apertura i cantieri di lavoro, così come sono stati anche appaltati i lavori della tangenziale di Gela, un investimento di circa 400 milioni di euro, è pronto il progetto esecutivo che è stato affidato all'appaltatore, la ditta D'Agostino, e quindi nei prossimi mesi apriremo anche questi cantieri. L'Agrigento Licata-Gela c'è qualcosa in previsione? Intanto voglio ricordare che si è concluso da pochi mesi il dibattito pubblico sulla tangenziale di Agrigento, che è un investimento di circa 2 miliardi e mezzo di euro. È stata importantissima la fase del dibattito perché abbiamo raccolto tutti i suggerimenti, i pareri già in questa fase preliminare, ma fondamentale per sviluppare il progetto in maniera condivisa con il territorio. C'erano 3 percorsi, ricordo quando avete fatto la conferenza stampa, quale avete scelto dei 3? È il percorso che illustrerò tra poco e che è stato sviluppato in 4 lotti funzionali anche per agevolare poi l'individuazione delle fonti finanziarie e poter attualizzare l'intervento in maniera graduale se sarà così necessario. Agrigento Castelvetrano è previsto qualcosa? Diciamo che il programma ANAS prevede l'adeguamento della 115 fino all'innesso con la 29 Mazzara del Vallo, e abbiamo concluso anche il dibattito pubblico per il tratto Sciacca-Castelvetrano. Anche lì è stato individuato un percorso preferenziale e quindi tutti i tasselli sono in lavorazione e quindi ben venga, ripeto, l'occasione come quella di oggi per poter continuare a sviluppare sinergie con tutti gli altri organi istituzionali. Ma la comunità degli ingegneri italiani, perché questo convegno è organizzato non solo dal Consiglio dell'Ordine di Agrigento e dalla Fondazione dell'Ordine, ma anche dal Consiglio nazionale e dalla Consulta regionale. Tutta la comunità degli ingegneri ha voluto scegliere Agrigento in occasione di un'assemblea dei presidenti dei consigli dell'Ordine di tutta Italia, scegliendo come tema le infrastrutture del nostro territorio e con la prospettiva di Agrigento porta d'Europa nel Mediterraneo. Vogliamo rappresentare sostanzialmente tutte le infrastrutture che a oggi sono in corso di realizzazione, quelle progettate, quelle appaltate e tutto quanto necessario per permettere ad Agrigento di uscire dalla marginalità nel campo della mobilità e collegarsi al continente e all'Europa. Quindi sostanzialmente ci muoveremo su 2 direttrici, la direttrice Agrigento-Messina, illustrando tutte le opere che si vogliono realizzare e quelle che sono in corso di realizzazione fino al ponte, e dall'altra parte da Agrigento a Punta Raisi, passando per Palermo e quindi dando anche continuità al collegamento tra, speriamo, i futuri aeroporti di Agrigento e Palermo. Completano il quadro le infrastrutture cavallo di battaglia ormai per tutto il territorio, che sono l'aeroporto di Agrigento e anche lo Stretto di Messina. Infatti partecipa anche la società Stretto di Messina che illustrerà la situazione, lo stato dell'arte della progettualità. Questo convegno è stato reso possibile, oltre alla collaborazione naturalmente dell'amministrazione comunale, ma anche di tutti i gestori dei servizi e delle infrastrutture e dei trasporti a livello nazionale e regionale. Infatti sono presenti ANAS, è presente il Consorzio Autostrade Siciliane, è presente la società Stretto di Messina, il libero consorzio che si occupa della progettualità dell'aeroporto di Agrigento Valle dei Templi, e quindi tutti attorno a un tavolo per illustrare le loro proposte, i loro programmi e quindi pensiamo noi di aver svolto un compito importante per portare a conoscenza della nostra comunità cosa è necessario per farci uscire dalla marginalità. Naturalmente poi spetterà alle istituzioni, alla politica portare avanti queste opere e monitorare lo stato di attuazione affinché Agrigento e il suo territorio possa finalmente decollare sia nelle attività produttive sia sotto l'aspetto del turismo, che non ci può essere turismo senza una rete infrastrutturale efficace. Sì, assolutamente, questa è penso una priorità assoluta non solo per la provincia di Agrigento, ma in particolare per la provincia di Agrigento, per uscire da un isolamento storico che in questi anni l'ha molto penalizzato.
Agrigento è molto carente di infrastrutture, vediamo che ci sono parecchi tratti autostradali, cioè senza le autostrade, Agrigento-Gela, Agrigento-Castelvetrano. Sì, non ha autostrade, però devo dire che negli ultimi anni parecchie iniziative si stanno ponendo in essere. Già la superstrada che collega Caltanissetta ad Agrigento già è una via, una strada molto importante, praticamente è quasi un collegamento autostradale quando sarà. Voi come Cassa avete in mente qualche investimento in zona? No, noi come CAS ci occupiamo della Messina-Palermo e della Messina-Catania, compresa la Siracusa-Gela, quindi qua siamo un po' fuori dal nostro circuito. Lei oggi ha ritenuto di essere presente a questa interessante iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Ecco, come parlamentare europeo dirà la sua ovviamente, cosa si può fare per fare uscire dalla marginalità la nostra provincia di Agrigento? Ma io ho ringraziato già il Presidente dell'Ordine che ha voluto invitarmi a questo incontro importante, fra l'altro già vedo che è un incontro molto partecipato e il tema è un tema importante per le infrastrutture. In Sicilia si parla del ponte sullo stretto e a Agrigento in particolare si parla dell'aeroporto di Agrigento, che io penso sia una struttura essenziale per questa parte importante della Sicilia. Io come parlamentare europeo faccio parte della Commissione Agricoltura, ma sono il coordinatore dei Patrioti per 4 commissioni, tra cui quella del TRAN, che è la Commissione dei Trasporti. Faremo di tutto perché questo possa avvenire, anche se l'iniziativa in questo settore per quanto riguarda l'aeroporto è della Regione e del Ministero. So che si collegherà fra poco il Ministro Salvini che dirà sicuramente come il Governo intende agevolare questo percorso dell'aeroporto. Oggi un interessante convegno dove si parla delle infrastrutture della Sicilia, dal ponte di Messina fino alla nostra Agrigento. Il corridoio Helsinki-La Valletta è una infrastruttura intermodale transnazionale europea che serve a collegare la Sicilia alla Calabria con Helsinki e realizza la possibilità di far viaggiare ad alta velocità i passeggeri e di collegare le merci con i grandi corridoi transnazionali. Integrare strade, ferrovie, porti, aeroporti, è questo che fa Ferrovie dello Stato italiane in modo connesso, digitale e integrato, secondo le regole della sostenibilità. Stiamo investendo 17,9 miliardi in Sicilia di opere già appaltate, in tutta Italia ben 55 miliardi di euro. Insomma, una rivoluzione copernicana che serve a dare un tempo nuovo all'Italia per inserirla efficacemente nei corridoi europei e quelli transnazionali. Presidente, Agrigento è molto marginale, riusciremo a farlo uscire da questa marginalità attraverso anche un collegamento più serio, perché attualmente siamo molto precari. Ferrovie dello Stato ha lavorato per inserire questa area bellissima italiana e europea al di dentro dei corridoi transnazionali. Lo ha fatto progettando la Palermo-Catania-Messina ad alta velocità e con una connessione verso l'area agrigentina e quella nissena. Si tratta di opere concrete che entro il 2030 avranno luce. Ma soprattutto da tecnico che ha sviluppato nel nostro paese un percorso di liberalizzazione e privatizzazione, ho scritto molto sull'idea della policentricità aeroportuale e quindi superando l'idea esclusiva degli hub, proprio perché ho sempre ritenuto che la realizzazione di aeroporti chiaramente determinano sicuramente uno sviluppo dello scalo, ma non è un'economia dello scalo, ma determina sicuramente una crescita economica del territorio nei dintorni. Nell'ambito del piano nazionale aeroportuale che noi abbiamo elaborato, noi parliamo di riconciliazione con l'ambiente
ma evidentemente questo passaggio è anche un passaggio tra virgolette un po' critico, nel senso che noi riteniamo che come il trasporto aereo debba riconciliarsi con l'ambiente, l'ambiente debba riconciliarsi con il trasporto aereo. E chiaramente segniamo anche nel DNA l'idea che comunque per un pregiudizio ideologico il trasporto aereo è stato escluso proprio dai fondi PNRR. E queste due cose evidentemente sono un limite proprio alla realizzazione non solo di nuovi aeroporti, ma di realizzazioni infrastrutturali legate anche all'ammodernamento degli aeroporti.